arrivo tardi a commentare gli episodi, questa la mettiamo da parte, perché quando si parla di certi episodi bisognerebbe togliersi la sciarpa prima di tutto e poi commentare gli episodi. Ho visto tutto in ritardo perché San Valentino, no, perché tenevo da lavorare, però il cellulare vibrava proprio forte e per la prima volta mi sono scritto un po' di appunti. Di solito io vado a braccio, però voglio dirvi una serie di cose e qualcosa sicuramente me la dimenticherò. Cominciamo. Allora, partiamo dal presupposto che io come tifoso del Napoli, leviamo la sciarpa, però visto che credo poco a una rimonta incredibile del Napoli, viste le defezioni, io tenevo in mente un video ieri che, insomma, McTominay in copertina che non gioca, chissà, insomma, con la Roma, una serie di cose, volevo parlare anche del casino che è successo tra Como e Fiorentina. Beh, con la Lazio, ogni partita c'è qualcosa di incredibile di cui raccontare. Però io come tifoso del Napoli sono rimasto sorpreso e sono anche contento della vittoria dell'Inter, perché così non si riavvicina la Juve. Ero sorpreso perché dopo il rigore nettissimo di Hila su Cabal ero convinto, perché purtroppo i famosi retropensieri, ero convinto che la Juve potesse sbancare San Siro o comunque almeno non perderla, quindi chiedo scusa per il mio pronostico sbagliato. Ora, se ne preoccupasse il Milan di questa roba, perché sono loro a stretto contatto, e mi sono reso conto che forse il Milan stava un po' troppo vicino, quindi l'Inter non poteva mollare punti oggi, ma la vittoria di questo scudetto resterà in qualche modo macchiata per sempre, perché sto vedendo una vera e propria rivoluzione sui social. Ho visto immagini di Comogli tentare di aggredire Spalletti, lo deve bloccare perché stavano arrivando alle mani, stile Juve, quindi ed è giusto che l'Inter l'abbia vinta, non sia mai fosse arrivato un pareggio che metteva d'accordo tutti quanti. Sì, un po' di polemiche si sarebbero fatte, però o se addirittura avesse vinto la Juve non se ne sarebbe parlato. Invece no, deve arrivare la vittoria, devono arrivare i 3 punti, così diventa tutto più pesante. Spalletti non va in conferenza, va Chiellini a parlare, si fanno gli editoriali. Pensavo, vabbè, almeno una cosa positiva, dice, avete consegnato quel po' di parole a Vergara, reo semplicemente di aver ammesso la sua gioia per aver sistemato una partita della sua squadra, perché lui sente lo step on foot. Quello di cui è colpevole Vergara è la simulazione del dolore, e l'ho detto già prima. Simula un dolore, il tocco non lo simula, lui simula un dolore perché non si fa male lì. Però non devi farti male per avere un rigore, questo sia chiaro. E invece no, continuano a mettere in mezzo Vergara anche quando devono stigmatizzare Bastoni. E questo è un po' triste, perché adesso si sta parlando di Bastoni out, Bastoni non deve essere convocato in nazionale, il che coinvolgerà anche Vergara, perché se Gattuso fa questa scelta ovviamente si porta dietro anche Vergara, perché oramai hanno equiparato tutto, è una cosa ancora più triste. Però se quelli là che si erano permessi di parlare di Vergara dovrebbero parlare di Bastoni, che non solo simula ma poi esulta in campo, non in intervista dove si vede l'ingenuità, esulta in campo. Prima chiede a gran voce la munizione, la ottiene, esulta in campo in faccia a tutti, all'arbitro, agli avversari, e questo ai tifosi della Juve non è andato giù, e credo un po' ai tifosi di tutta Italia che non siano quelli nerazzurri. Non ne ho letti di tifosi nerazzurri ammettere che non era una bella scena. Io che Vergara abbia simulato il dolore lo dico. Insomma, mi sembra chiaro che un po' la nuova gestione della Juve e un po' il Milan, i fondi, non si capisce bene chi sono i proprietari, non sono ancora addentro a certe dinamiche, o almeno non quanto Marotta, che se l'è fatta tutta l'altra fila e un pochino dove stava. Poi il problema è avvenuto con quel rigore di Di Lorenzo, e c'è un signore scapigliato che ci viene a trovare in live che ce l'aveva detto già: noi vincemmo la partita e in quel momento abbiamo perso il campionato. Mi fa piacere
che però dopo diversi anni dove io mi sono fatto portavoce di un problema serissimo del calcio, non solo in Italia, che sono le simulazioni, e ho fatto una lotta alle simulazioni che siano di tutte le squadre. L'ultima che ho visto prima di questa era Parisi, che non viene nemmeno toccato, si contorce a terra preso dalle convulsioni. Mi fa piacere che adesso ve ne siate accorti che è brutto. È brutto subirla, è brutto vedere certe scene. Mi fa piacere che adesso si smuova. Però dovevamo aspettare la Juventus. Cioè dovevamo aspettare che fosse la Juve a subire questo tipo di torto per parlare di simulazioni, roba inaccettabile, e del protocollo che non ti permette di intervenire sui cartellini gialli. E cosa ci siamo detti? Anni e anni, da anni e anni, cosa ci siamo detti? Che il protocollo avete scritto in modo tale che si limita l'intervento, che vi fa piacere in certi momenti, in certi no. Invece serviva il buonsenso 2 volte. Prima di tutto il buonsenso di sapere che se Kalulu è ammonito, e anche la prima simulazione, la prima ammonizione non era una simulazione Barella che rotola, vabbè. Puoi voler dare il fallo perché in dinamica, vedendolo dal vivo, non è neanche questo scandalo dare quel fallo, Sapete perché? Perché basta l'intenzione del fallo. Ce lo avete detto voi, ce lo avete spiegato voi che basta l'intenzione del fallo per dare il fallo. Quindi se Kalulu non lo tocca oppure lo sfiora semplicemente, basta l'intenzione del fallo. Quindi la decisione di La Penna non è nemmeno così scandalosa. Da regolamento, Bastoni lo anticipa, Kalulu magari è portato a bloccare un eventuale contropiede, ci pensa su, quindi tira la mano, la ritira, però l'intenzione era quella. Quindi se vai a vedere, il fallo ci può stare, l'intenzione del fallo c'è, poi lui cambia idea, non lo fa, però ci poteva stare. E se c'è il fallo, c'è la SPA, società posteggiatori abusivi, e quindi il giallo è da regolamento. Quindi adesso, visto che è capitato alla Juventus, si deve cambiare il protocollo, e tutte le cose che hanno subito noi, la Lazio, il Bologna, adesso si dovrebbe parlare di quel rigore Provedel che non glielo fai rifare. E non lo so nemmeno se questo spot per il calcio italiano è un brutto spettacolo o è un bello spettacolo, perché forse fa gioco a tutti. Comogli ha detto: noi abbiamo perso 3 punti, ma l'Italia ha perso di credibilità. Certo, questo lo dice dopo che si è calmato, dopo aver provato ad arrivare allo scontro fisico con Spalletti che l'ha dovuto fermare, e immagino che adesso i vari Mediaset apriranno delle indagini, faranno vedere i sottotitoli. Ha parlato un po' in inglese, un po' in francese, quindi più difficile, però immagino che si interverrà e si chiederà squalifiche pesanti, eccetera eccetera, come è stato per Conte. Però se è vero che la Juve ha reagito così, mandando Chiellini in conferenza insieme a Comogli, Chivu mi è un pochino dispiaciuto il modo in cui, perché aveva l'occasione, ha avuto un'occasione e l'ha ciccata. D'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, l'ha ciccata clamorosamente, perché in conferenza lui ha detto: le lamentele sugli arbitri inizierò a parlarne quando vedrò un allenatore ammettere un episodio a favore. E avevi l'occasione, amico mio. Oggi avresti potuto fare il gran signore, andando alle telecamere dicendo: sì, è stata un'occasione dove probabilmente siamo stati avvantaggiati da questa decisione perlomeno avventata. E invece no. Chivu dice che Kalulu è imprudente perché col cartellino giallo addosso lui non avrebbe mai fatto tutto questo. Quindi il discorso di Chivu, il prete Chivu, il miglior comunicatore possibile e immaginabile, togliamolo da mezzo. E non fatemi più ridere come i tifosi dell'Inter che adesso stanno paragonando l'episodio di Ronaldo e Giuliano con l'episodio di Quadrado e Perisic, con l'episodio di Pjanic, che era ammonito, ma era orsato, era troppo vicino, e quell'episodio là non andò contro di loro. Io la voglio togliere la sciarpa, però certe cose ce le ricordiamo noi. Io con un giallo addosso non mettevo le mani addosso a un avversario, soprattutto in una situazione dove viene anticipato e dove si andava in contropiede. Molto chiara la posizione di Chivu. Bello quel silenzio, non l'ho aggiunto io, era proprio il video che continuava ad andare. Silenzio, non si ribatte, non si istiga, non si controbatte, non si contraddice. Molto chiara la posizione. Va bene. Nel frattempo una diapositiva di Chivu
notoriamente un giocatore corretto, Campo che non si sarebbe mai permesso di alzare, di mettere una mano. Insomma, voglio... siamo noi contro la Roma e mi piacerebbe dirvi che vinca il migliore sul campo. Le defezioni sono tante, anche da parte loro. Non si è capito se ci sarà Dybala, se ci sarà Sule, insomma ci dobbiamo arrabattare e noi dal canto nostro dobbiamo almeno non perdere, perché se pareggi almeno non gli dai 3 punti per recuperarti e devi cercare in qualche modo di mantenere quella distanza. Sono giochi politici e non fanno altro che alternarsi per 2 anni consecutivi. Una squadra che non ha le strisce non lo può vincere il campionato. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Un abbraccio e un bacio. Ci vediamo dopo.